I giovani amministratori veneziani del PDL scalpitano per rinnovare la vecchia classe dirigente. Capofila il sindaco di Meolo, Michele Basso. Vogliamo le primarie. Intanto Berlusconi rinuncia a candidarsi. Il nostro sondaggio fa bene? E chi è d'accordo con il passo indietro di Berlusconi è la parte più giovane del PDL che scalpita per rinnovare, per riformare la classe dirigente del partito. Tra questi c'è nel veneziano il sindaco di Meolo, Michele Basso, che a febbraio sfidò Mario Dalla Torra per la guida del PDL in provincia. Berlusconi dice ora dovrebbe fare il padre nobile del movimento, ma sentiamolo. Michele Basso rottamatore, formattatore, come si definisce? Formattatore, ma soprattutto c'è la volontà di far vedere che ci sono persone nuove, giovani, che si impegnano per il proprio territorio e che sono già amministratori che hanno dimostrato delle capacità. Sindaco di Meolo dal 2009, il 36enne Michele Basso è uno dei giovani emergenti del PDL che lottano per rinnovare il partito fondato da Berlusconi. Pochi mesi fa corse per il ruolo di coordinatore provinciale veneziano sfidando Mario Dalla Torre chiedendo le primarie. Penso che il congresso sia stato l'inizio della voglia di cambiamento. La mia lista si chiamava proprio Lista per il Cambiamento e chiedeva le primarie e continuiamo su questa strada. Inevitabile, dice Basso, che la nomenclatura del partito sia restia a farsi da parte, ma i giovani PDLini che pochi giorni fa si sono dati appuntamento in un capannone a Mariano di Piave non demordono. Le cose si fanno a piccoli passi, però vedo che la gente ci sta seguendo, ci sarà una raccolta firme per le primarie nelle prossime settimane da parte della Giovane Italia e da parte di noi amministratori, quindi se abbiamo l'appoggio della nostra gente e dei cittadini che ci hanno votato è la cosa migliore. Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia, è un modello da seguire. Il sindaco di Pavia è un ragazzo di 32 anni che è già sindaco dal 2009 di Pavia, quindi una città importante, è un esempio per noi e noi amministratori lo stiamo seguendo in questa avventura. Per Berlusconi, che vorrebbe un Monti bis, Basso vede un ruolo da padre nobile. Lo stesso passo indietro fatto dal fondatore del PDL si augura di vederlo fare ad altri leader di partito. La mia speranza è che Casini e Fini seguano l'esempio di Berlusconi, che facciano un passo indietro e magari lo faccia anche Bersani, lasci spazio a Renzi e quindi avremo una nomenclatura giovane a quel punto. Gianni Alemanno, che certo giovane non è, ha dichiarato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Non è che adesso dobbiamo buttare via tutto, ci sono delle persone con delle capacità anche che non hanno più 30 anni, ma questo non vuol dire rottamare completamente tutti i nostri amministratori.